Penultima giornata del girone di andata per il campionato di Serie D Girone I. Il Castrum Favara torna a giocare tra le mura amiche dopo la gara beffarda contro l'Athletic Club Palermo. Di fronte c'è il Paternò di mister Peppe Mascara che vuole proseguire la risalita fuori dalla zona rossa della classifica. Partiamo con le immagini, con la formazione di casa che cerca di attaccare sull'out di sinistra. La sfera arriva dalle parti di Gueye che cerca di controllarla e di liberarsi, viene però pressato. Alla fine conclusione mancina con la palla che viene bloccata da Branduani sul tentativo di piazza, ma occhio a questo calcio d'angolo battuto dal Paternò. La sfera arriva sul secondo palo con il tocco vincente da parte di Luigi Ferrandino. A nulla serve il tocco del compagno di squadra perché la palla è già entrata e allora passa subito in vantaggio la compagine blaugrana con il tocco sotto misura del classe 2005 che va ad esultare in panchina con il suo allenatore. Dunque sblocca la gara la squadra di Mascara, prova subito la reazione il Castrum Favara con questo attacco sulla sinistra del solito Piazza che converge e calcia, blocca senza grossi problemi Branduani che fa sola sfera, poi calcio d'angolo battuto corto, alla fine la palla arriva in mezzo dove stacca di testa David Gueye e arriva il gol dell'1-1, il gol del bomber del classe 97 che poi va ad esultare, va anche a sfogare un po' di rabbia, un po' di frustrazione davanti alla tribuna dello stadio Bruccoleri. Continua ad attaccare il Castrum Favara con questa palla che arriva all'interno dell'area di rigore, non riesce a ribadirla in porta nessuno, poi altro colpo di testa da parte di Emin sugli sviluppi di una palla inattiva, la palla che sorvola la traversa, prova a rifarsi vivo, allora il Paternò con questo palleggio da parte di Ambrogio che si libera sulla destra, va a calciare, la sfera non inquadra la porta ma è un Paternò molto vivo, sempre sulle spalle del suo numero 77 che calcia da lontanissimo, colpisce in pieno l'incrocio dei pali e questa volta Lauritano non sembrava poter fare nulla, prova a farsi nuovamente vedere il Castrum Favara con questa conclusione da parte di Gueye che sibila alla destra di Branduani, poi altra conclusione dalla distanza, questa volta da parte di Di Stefano con sfera che si perde fuori. Passiamo con le immagini al secondo tempo con Gueye che prova ad armare la corsa di Piazza, il quale punta un avversario, si porta il pallone sul sinistro, non inquadra però lo specchio della porta, il numero 20 del Castrum Favara, dall'altra parte decisamente più pericoloso è il solito Ambrogio con la palla che rimane lì dopo il suo tentativo, poi altro colpo di testa e la sfera viene bloccata sul tentativo di Scalon da parte del portiere Lauritano. Colpo di testa dall'altra parte di Varela, grande intervento di Branduani, l'azione non finisce, cross d'esterno, rasoterra ancora a cercare Varela, poi conclusione che si perde fuori con Varela che protesta invano. Partita bella, si gioca a viso aperto da una parte e dall'altra, qui conclusione da parte di Lucca che trova l'intervento sul primo palo di Lauritano, insiste in questa fase il Paternò che cerca di attaccare soprattutto sull'out di sinistra, altra conclusione che sorvola la traversa, riesce a gestire la situazione senza grossi problemi Lauritano, poi su questo tentativo nel cuore dell'area di rigore con la palla che arriva dalle parti di Di Maria, la partita finisce e 1-1 tra Castrum Favara e Paternò, un punto guadagnato per gli ospiti. Da Sportisile è tutto, alla prossima!